Signori, buonanotte e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Allora, intanto accendiamo la luce così mi vedete in tutta la mia completa bruttezza, così non vi scandalizzate un po' che sto faccio venire gli incubi. Sono appena tornato dal lavoro, quasi mezzanotte, come sempre il sabato sera, voglio avere un problema quando stanno partite lo Napoli, ma la partita sono riuscito a vederla tutta completamente, completamente, dal primo minuto fino al 94esimo, quindi me la già vista tutta quanta. Allora, qui c'è da parlare, c'è tanto di cui parlare, poi domani andremo ad analizzare anche le parole di Conte, andremo ad analizzare la Juventus e cari Juventini smettetela di piangere perché alla gara toscana oggi, o stasera stava alla canna Massa Marittimo, quindi smettete di piangere che mi ci è voluto un quarto d'ora per ritornare a casa da lavoro, quindi smettetela. Ennesimo pareggio, ma non ci interessa, parliamo Napoli. Allora signori, io questa partita la dividerei in 45 minuti, sicché un tempo ed un tempo, perché nel primo tempo il Napoli è brutto, è impacciato, e se mi avete seguito sulla community di YouTube ho detto in questo momento stiamo giocando in 10 con Lukaku, Conte si deve dare una svegliata. Migliore in campo secondo me non è Anghissà come è stato messo da calciatori Panini, ma il migliore in campo secondo me è stato Neres. Perché Neres? Perché ragazzi, Neres è stato funambolo nel primo tempo, funambolo nel secondo gol. Praticamente il secondo gol, ovvero il gol del sorpasso del Napoli sull'Udinese, è praticamente suo. In effetti in Pagella ha preso 7,5. Uno che non segna, Wayu, non te lo danno mai un voto così alto, addirittura McTominay ha preso 7,5, 6,5 di voto base più 1 per l'assist, e che assist, ma ci arriveremo. Comunque nel primo tempo, ragazzi, andiamo sotto, calcio di rigore, netto, Lobotka, mano, butta dentro Duven dopo la respinta di Meret. Quando Meret c'è da fargli l'applauso, c'è da fargli secondo rigore parato in carriera, scusate, secondo rigore parato in stagione da Meret, che però sulla respinta la butta lì, la butta dove c'è Duven, e l'Udinese va sull'1-0, scusatemi. Permettetemi una cosa, dopo il gol del vantaggio dell'Udinese si sono alzati i cori, odio Napoli, Vesuvio e questo e vedi, questo si chiama karma. A finale vate via d'un culo come fu l'anno dello scudetto. Vi ricordate quella bellissima immagine del tifoso napoletano che diede il calcio nei coglioni al tifoso dell'Udinese? Beh, pari, vai giù. Pari, intanto stanno facendo vedere proprio ora in questo momento su Sky Sport 24 Udinese-Napoli. Allora, e quindi andiamo al riposo con il risultato di 1-0 e il Larico, vai giù. Stai a vedere, mo, oggi la perdiamo, e invece no, perché il Napoli nel secondo tempo finalmente, secondo me negli spogliatoi, Lukaku si è venuto che avevamo ieri Conte e finalmente ha capito che deve andare in profondità. Primo lancio in profondità per Lukaku, grandissimo assist di Scott McTominay, gol di Lukaku, di potenza, quello che deve fare questo Cristidio di Lukaku. Che sta da fare? Assist al bacio di Scott McTominay e il Napoli la riporta sul risultato di 1-1. Questo deve fare Lukaku, voglio una da farci un cazzo in profondità. E in effetti il Napoli quando è stato pericoloso? Quando è andato in profondità Lukaku. Intanto stanno facendo vedere il grandissimo gol di Neres, ragazzi, questo è un gol veramente bellissimo. Autogol, sì, quello che cazzo ci pare, ma non me ne fottono cazzo, ha fatto una serpentina della Madonna, voglio Neres, quando io vi dico che Neres deve giocare titolare al posto di Politano, perché deve giocare titolare, perché Neres è quello che ti può cambiare una stagione, voglio, con tutto il bene che io voglio a Politano, ma se tu metti Kvara, Lukaku e Neres, voglio lì davanti non ti ferma nessuno. Ennesima dimostrazione che la panchina non è scarsa come dice Antonio Conte, va bene? Abbiamo 11 titolari, gli altri non sono buoni a cara là. L'assist per chissà chi lo fa? Scusatemi, c'ho sempre l'impasto della pizza. L'assist per la chissà chi lo fa? Un certo Simeone è entrato dalla panchina per sostituire Guaiù, Romero Lukaku, Neres, partita da titolare, punto, la butta dentro. E allora vedi, butta dentro, allora vedi che la panchina non è scarsa, lo vedi che gli uomini ci sono. Quando dici non possiamo competere di qua, no, tu devi competere, perché la squadra è forte. La squadra è forte, ma la squadra va pure costruita. Nel secondo tempo hai capito che la squadra non si doveva appoggiare sulle sponde su Lukaku
E da lì si è visto il Napoli, quando ha iniziato ad allungare la squadra Lukaku, quando Lukaku è andato in profondità. Il Napoli è sempre stato pericoloso, perché? Perché Lukaku va a servire in profondità, non addosso. Ragazzi, Lukaku se tu lo servi addosso è macchinoso, è lento. Nel secondo tempo c'ha avuto un'opportunità, se non sbaglio, di dare la palla a Anghissà o a Di Lorenzo, ma non mi ricordo. È stato impacciato perché non può fare quello. Fallo andare in profondità. Fallo andare in profondità, fallo scannare con i difensori. Quello che ci viene bene. Avete visto il gol? Spallata, regolare, boom, a terra, stile Pavlovic. Morto in terra e Lukaku la piazza. Questo è Lukaku. Questo, ma non gli chiedere devi fare la sponda e devi fare entrare questo. No, no, no. Io voglio vedere questo Lukaku qui. Detto questo, sentite come piove. Ora faccio vedere una cosa, no? Questi sono i Juventini che stanno in Chiagnenna, no? Questi vengono. Ma smettete di piangere, Juventini, per piacere, smettetela di piangere perché sennò malagate pure la casa. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, noi ci vediamo domani. A parte è più di mezzanotte, tempo che esce il video. Farò nottata come minimo perché devo fare il post partita, le parole di conto. Voglia parlare.